Il mais in questo caso diventa un cremoso di acqua di mais con dei chicchi neri che vengono fermentati sotto forma di miso. Il tutto verrà condito alla morchia, che è un condimento classico friulano, e questo piatto è stato fatto apposta per questa regione meravigliosa. L'abbinamento con il piatto dello chef Giacomello è nato diciamo, mantenendo sempre l'ingrediente, quindi la materia prima che è il mais, andandola a lavorare, visto che comunque il tema è il tema delle fermentazioni, con un metodo diciamo, giapponese molto antico, che è il metodo appunto che è per fare il sake, quindi utilizziamo il koji. Quindi abbiamo fatto un cordiale di mais. La base alcolica arriva dal Messico, quindi abbiamo un blend di tequila mezcal e lo chiudiamo per dare una nota leggermente dolce e acida con un tepache che è appunto un fermentato d'ananas.